Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87, voglio... Sono tornato per il calciomercato del Napoli, ma qua non ci siamo proprio con i nomi che fa il Napoli, la società, ragazzi. Poi vogliono puntare sullo Botka, lo stesso Spalletti. Poi mi dice Basic, poi Torsby. Ma dove cazzo vuoi andare con questi nomi? Ma ti rendi conto che il Milan ha giocatori come che sia a centrocampo? Tu immagina solo che ti vendi Fabian Ruiz e lo sostituisci con Anguissa qua, il 25enne camerunense che gioca a Fulham, ragazzi. Si nomi strani, si giocatori che li vedi giocare, dici sono fortissimo, poi vengono in Italia e non fanno manco un cazzo. Ma siamo sicuri che sto Anguissa è meglio di Fabian Ruiz? A parte che Fabian Ruiz ancora non è partito, interessi delle squadre spagnole, secondo me Fabian Ruiz è tra i pretendenti a lasciare il Napoli, insieme a Koulibaly, anche se Koulibaly ha precisato di poter restare al Napoli. Anche le voci che portano a puntare sullo Botka, ma stiamo pazziando, ma ragazzi volimmi che l'Inter ha un centrocampo con Barella, Brozovic, ma un centrocampo degno, così come la Juventus che sta cercando di ritornare su Pjanic e altri nomi di profili importanti. E noi no, a mai su Anghissa, puntare sullo Botka, sullo stesso Demme, vendere Fabian Ruiz, e noi ci vogliamo guaiare così, ci vogliamo ridimensionare così, andiamo peggio per peggio così. A cazzo volimmi l'anno prossimo? Volimmo l'ottavo settimo, ottavo posto, nata voto per l'Europa League, o resta pure fuori all'Europa League? Perché sti nomi mi fanno paura. Fate i botti d'artificio per un uomo come Basic. Voglio Basic, ma stiamo scherzando? Basic. Fabian Ruiz è 10.000 volte più forte di stu Basic. Anguilla, qua Anguissa, come cazzo si chiama, che ultimamente si è sentito sto nome, un po' non si è mai sentito. Diamo fiducia, la società sa quello che fa. A Gvis pure l'anno scorso sapeva quello che fa. Lo bot che ha 26 milioni e vedi che fine ha fatto. Te ne una panza tanto e quando lo metti in campo non sa che da fa e ora ci vuoi puntare pure sopra. Stiamo guaiati, stiamo guaiati. Bakayoko va via, piglia Anguissa, sento dire anche dai giornalisti. È più forte Bakayoko. Più forte Bakayoko perché ha visto giocare in do Camerun e perché ha visto giocare in do Fulham. È più forte Bakayoko. Lo voglio vedere in Italia a giocare. Come vedi che l'Inter punta su profili interessanti, è già un centrocampo molto più forte del nostro fra titolare e panchina, è più forte del nostro, voglio. Poi la Juventus non è più forte del nostro, ma qualora tu ti levi Fabian Ruiz perdi tanto secondo me. Se tu mi dici vado a Piastro Anguissa al posto di Lobotka, allora tu posserai pure ragione. Ma se tu vuoi a Piastro Anguissa al posto di Fabian Ruiz e tu ci stai piando per culo, presidente, hai già capito che non ha mai avuto in Champions League e i soldi sono quelli che sono. E tu ti vengono top e fai i soldi e ti accattano un giocatore che ti voglia fare l'Europa League, ha abbassato pure l'ingaggio. Hai già capito? Però voglio, così non mi fa paura, tu vuoi giocare con Torsby, con tutto il rispetto, ha giocato bene nella Sampdoria, ma questo non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Se tu pigli Torsby, stai sempre là, ti lotti un posto massimo per l'Europa League, ma no per la Champions League. D'Ambrosio è sfumato perché l'Inter lo sta rinnovando. Il tempo passa, voglio. Emerson Palmieri ci sta la Juve addosso, l'Inter addosso e tornano a te. E secondo te Emerson Palmieri viene al Napoli quando fa l'Europa League e Juventus e Inter fanno la Champions? Aspetta. E tu alla fine chi pigli? Tosby, Basic, Anguille Mammat, chi cazzo, Lobotka a centrocampo. L'anno prossimo vuoi giocare con Lobotka, con Demme, con Anguilla, con chissà tu, Basket.
Arrocazziamo, voglio. Arrocazziamo questi nomi. Ma vi rendete conto o no? O siete scemo per lui che gli ha dato questo presidente? Con Basic, siamo forte, arriva pure a un quiz, mamma mia, spacchiamo. Vabbè, lasciamo perdere, voglio, lasciamo perdere, perché se si va così non l'anno prossimo, se il Napoli dovrebbe fare questi acquisti, qui stiamo guaiati secondo me, se dovesse fare questi acquisti, e parte Fabian Ruiz e qualcun altro stiamo accisa. Io spero che il Napoli riconferma Fabian Ruiz come Demme e metta sul mercato lo Botka ed El Mas e acquista due centrocampisti degni per il Napoli, ma non potete sostituire a Fabian Ruiz in mezzo campo, voglio. Che stiamo veramente scimunendo caca, ci vogliamo ridimensionare, a posto che passa innanzi e cercare in da Champions che ci manca 2 anni, non ci vogliamo più in Champions, noi dobbiamo migliorarci, non andare a peggiorare, perché questo mi sembra che il Napoli voglia fare. Già col tetto ingaggi sei ritornato indietro da abbassare. Che vuoi fare? Pure che la squadra, che i giocatori vuoi ritornare indietro. Allora stiamo appunto da capo. Qua non facciamo mai il passo in avanti per essere una grande squadra. Che sia realtà, voglio. In attacco Insigne ancora non ha rinnovato. Che aspettiamo? Ma la carrozza, come Righi? Aspettiamo la carrozza veramente. A parte che sono fiducioso sul fatto che Insigne rinnovi con il Napoli, però veramente ci avete fatto scendere. Cioè, quando fate sempre cose troppo tardi, che aspettate che arriva una squadra come ha fatto con i Wayne che ti votano innanzi 100 milioni e tu vinni. Ora, esagerata la cifra. Però, capite, che arriva uno a 50 milioni di Lorenzo, tu levi subito la nanza Insigne. Con tutto che poi avrebbe la volontà di restare a Napoli, De Laurentiis se ne sbatto un cazzo a chi lo punta. Questi giocatori, se tu vuoi costruire una squadra per arrivare all'obiettivo Champions dell'anno prossimo, perché lo scudetto lo vado a vendere alla capa e non ci pensate nemmeno, l'obiettivo è la Champions, tu devi tenere i giocatori fondamentali per portarti all'obiettivo. Fabian Ruiz è tra quelli più forti che hai, perché se il Napoli continua sulla strada del 4-2-3-1, perché Spalletti usa questo modulo come Gattuso, se lo sappiamo, tu devi puntare su Fabian, perché è uno dei punti fondamentali lì in mediana. Fabian e Demme devono restare, così come Zelinski alla tre quarti. Sugli esterni ci va a prendere un altro giocatore perché ci serve, perché tu c'hai Politano e Lozano da una parte, dall'altra parte c'hai solo Insigne e ti serve un altro di là. E poi come punta comunque c'hai Mertens e Osimhen. In difesa Manolas e Rachmani vanno bene. Se Koulibaly resta ci fa un piacere enorme, c'è un giocatore come Koulibaly, l'abbiamo visto che quando ritorna sui suoi passi, quando ritorna il KK è insuperabile, è tra i più forti al mondo come difensore. Però qualora devi fare sacrificio, capisco che qualcuno lo devi pur vendere, vendi Koulibaly, ti sacrifici Koulibaly e ti compri qualche altro centrocampista e difensore. Maximovic e Isai va bene, questi sono giocatori che devi mettere sul mercato, non giocatori come a Fabiano, perché tu già c'hai centrocampisti che non so chissà cosa. C'hai Demme che è bravo, Fabian Ruiz secondo me quando è al top è un grande centrocampista. Voi lo sottovalutate troppo a Fabian Ruiz, per me è forte, poi ognuno ha il suo pensiero. Però ragazzi è forte Fabian Ruiz, l'abbiamo visto quando ha voglia di giocare, che giocatore è. Non ci siamo proprio questi nomi qua. Se arrivano giocatori per sostituire lo Botka, come vi ho detto, il Mas e Capecazzo, allora va buono. Se devi sacrificare qualcuno in fase offensiva, ti va a sacrificare Lozano, secondo me, non Politano, perché Politano è un giocatore che secondo me nel Napoli fa faville. Ultimamente Lozano non è che sta facendo chissà cosa, è partito a razzo, dopo l'infortunio è un po' calato. Secondo me Lozano è più discontinuo e per questo io sostituirei lui se dovesse partire qualcuno in fase offensiva, altrimenti stiamo a posto in fase offensiva, ci aggiungi un altro sostituto a Insigne e un paio di centrocampisti e poi se parte Koulibaly va a prendere qualche altro difensore e i terzini soprattutto, i terzini che terzini non ne teniamo nessuno, Gulam Serrut stiamo guaiati, sai Mario lui
non sono degni di stare con la maglia del Napoli, hanno partito tutti e due, saranno i corsi, l'unica è Di Lorenzo a questo punto. Malquit pure se n'ha da in prestito, a Rovò se n'ha dai puristi. Meret, bisogna puntare su Meret e dargli fiducia, cosa che voi non fate, tanti tifosi del Napoli o sputa non faccia, e ragazzi non ci avete capito niente, vuol dire proprio a quattro occhi non ci avete capito niente. Secondo me dovete dar fiducia al ragazzo, è forte, ha dimostrato di essere un grande portiere, ha da cominciare a aggiustare un po' i piedi quando riparte dalla porta, giocando con i piedi deve migliorare, però è un portiere che lo può fare perché ha margini di crescita, è giovane, voglio. Se voi non gli date fiducia lo bruciamo così. E poi ragazzi c'è sto Sepe, sto Montipò, io onestamente prenderei Montipò perché mi dà più fiducia, cioè mi piace come portiere, dai, come secondo, dai, alla fine. E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Puntiamo sullo bot, che l'abbiamo pagato 26 milioni, bisogna puntarci. Questo è pure un presidente che non mi merda, che dice vicino a Spalletti, ha già pagato sto giocatore, cerca di puntarci su chi le Spalletti, sta a sentire il presidente. Ovviamente gli allenatori hanno essere schiavi e De Laurenti, se no non va buono l'allenatore questo Spalletti, capito? Era tutto programmato, lo bot che da pazziare. Mannaggia la capa sua, mannaggia. Se ne abbiamo in Champions League l'anno prossimo, spacco tutte cose, tutte cose. E buona serata a tutti amici. Da Napoli, 87 come sempre, voglio. Forza Napalese.